Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti al sesto appuntamento in stagione in calcio di rigore. In eccellenza la Fonsine riesce ad avere la meglio sul Castelfranco, ma adesso si deve preoccupare della Coppa Rese. Per quanto riguarda la promozione romagnola, il Del Duca Ribelle raggiunge al secondo posto il Tropical Coriano, il Ronco continua a condurre in vetta la classifica. Poi troviamo in prima categoria sorprendentemente la Polisportiva Sala dietro il Ronco Freddo a una sola distanza. Per quanto riguarda invece la promozione marchigiana, pareggia il Gabice Gradara, l'Ancona invece comincia già a prendere il largo rispetto alle dirette rivali. Questa sera vedremo tantissimi servizi dedicati appunto alle categorie che vi ho detto, con una finestra particolare appunto sulla promozione marchigiana. Prima di iniziare vi ricordo il numero per interagire con noi, che è il 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Quindi mi raccomando, mandate tanti messaggi che noi avremo modo di leggerli questa sera con i nostri ospiti. Vado a presentare l'ospite a questo punto. Alla mia sinistra ritroviamo con piacere l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Prima volta nei nostri studi il presidente del Riccione, Andrea Morelli. Buonasera a tutti. Ciao Andrea. E infine lui è un amico, lo ritroviamo, sta viaggiando tantissimo il suo volto su Facebook, sui social, a livello nazionale, addirittura su Mediaset, l'attaccante del Cervia, Victor Endoca. Buonasera a tutti. Ciao Victor, e dopo ci racconterai in maniera particolare quello che è successo un paio di domeniche fa attraverso anche il possibile nuovo proprietario del Cervia, Vittorio Sgarbi. Ho preparato uno sketch, poi lo commenteremo con te, una cosa molto simpatica. Ma prima di iniziare andiamo a vedere subito risultati, classifica per quanto riguarda il torneo di Serie D, Girone F per l'esattezza. Ci aiuta in questo momento il nostro Stefano Papini. Questi sono i risultati proprio di ieri. Iniziamo. Avezzano San Nicolò Notaresco 1-3, Forlì Montegiorgio 0-1, Francavilla Real Giulianova 1-0, Jesina Città di Campobasso 1-1, Mattelica Castelfidardo 5-0, Recanatese Pineto 2-0, San Maurese Agnonese 1-1, San Giustese Cesena, questo era il big match di giornata, 2-2, Sant'Arcangelo Vastese giocata al Romeo Neri di Rimini 2-1, Savignanese Isernia 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica che si fa interessante soprattutto per le squadre abruzzesi. Infatti troviamo al primo posto il San Nicolò Notaresco a quota 15, segue il Mattelica a 12, San Giustese a 11, Cesena, Francavilla, Sant'Arcangelo 10 punti, Real Giulianova 8, Montegiorgio, Forlì, Savignanese 7, Recanatese 6, Pineto, Isernia, Jesina 5, San Maurese 4, Agnonese, Campobasso, Vastese, Castelfidardo 2, Avezzano 0 punti. Andiamo a vedere adesso il primo servizio di questa serata dedicato appunto ai gol per quanto riguarda le squadre romagnole impegnate nel girone F di Serie D. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. 25 le reti segnate in questa quinta giornata del girone F di Serie D. A sorpresa Morgani di Forlì, Montegiorgio passa grazie a una clamorosa indecisione della difesa di casa che lascia campo e mette a sbarbati suo il gol partita al minuto 78 della ripresa. Pareggio per 2-2 nel big match tra San Giustese e Cesena, firme di testa prima per i padroni di casa che sbloccano la gara grazie per l'appunto a un colpo di testa di Scognamiglio lasciato colpevolmente solo sul secondo palo. Il Cesena risponde usando la stessa arma, il solito Ricciardo a togliere le castagne dal fuoco con un altro colpo di testa angolato. La San Giustese ha una nuova opportunità per portarsi in vantaggio, ma Pezzotti si lascia neutralizzare i penalty da Sarini, rigore calciato in verità troppo debolmente, bravo comunque il portiere. Sul versante opposto il Cesena passa a 44esimo del primo tempo con una gran punizione di Valleri staffolata da casa sua che batte sull'angolo destro il portiere rossoblu. I giochi sembrano fatti, ma al minuto 85 Perfetti emette un bolide dalla distanza che centra la traversa. Sulla ribattuta Herrera trova la rete del definitivo 2-2. La Vastese sul neutro di Rimini fa venire il mal di testa a Sant'Arcangelo grazie per l'appunto a questa marcatura di testa firmata da Giampaolo al 13esimo minuto del primo tempo. Al 27esimo direttamente a calcio piazzato l'ex Rimini Cassone disegna una traiettoria velenosa siglando il pareggio. 4 minuti più tardi al 32esimo Peroni con gentile collaborazione della difesa vastese apertasi come una cozza sigilla il 2-1 finale. La Savignanese cede il passo tra le mura amiche all'Isernia che si solleva dalle parti basse della classifica risorgendo grazie alla marcatura di Romano avvenuta al minuto 72 facendo esplodere in tanti supporters pentri giunti dal Molise. Raccoglie in extremis un punto l'Agnonese sul difficile campo della San Maurese che dopo essere andata sotto grazie a un eurogol di Lowati al minuto 27 si lascia raggiungere al 93esimo grazie a un colpo di testa di Corvo. 1-1 il finale.
Ebbene, allora, caro Giacomo, il Cesena sta avendo qualche difficoltà più del dovuto in questo girone che ricordiamo è tosto e a mio modo di vedere insieme al girone H che riguarda le formazioni del Sud è il secondo più tosto tra tutti i gironi di Serie D. Sì, sicuramente è un girone difficile, ma il Cesena gli deve passare questo mal di trasferta. Anche ieri, a mio avviso, ha buttato via 2 punti che ci stavano. Dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale, sul 2-1 doveva chiudere la partita. Hai visto un po' di errori per quanto riguarda la fase difensiva? Molti errori, infatti so che a Cesena stanno già pensando anche di cambiare, di fare alcuni cambiamenti che a mio avviso non mi trovano d'accordo, perché vogliono riprendere Tesserare Agliardi come portiere, ma dopo avrebbero la problematica dell'under, quindi a mio avviso bisogna vedere bene la squadra, l'organico e soprattutto trovare quella soluzione in difesa senza togliere il portiere, che abbiamo visto anche ieri, a parte qualche errore, ma ha parato anche un rigore. Sì, è stato molto bravo. Victor, dalle tue parti, dato che abiti vicino Cesena, come viene visto il Cesena in Serie D? Cesena in Serie D sta facendo, secondo me, un po' fatica come dovrebbe praticamente essere Cesena e Cesena Calcio, dovrebbe stare sempre là davanti in vetta, però in Serie D ci sono tante squadre come Matelica che anche l'anno scorso per poco non è riuscito ad arrivare in Serie C, che se non hai la mentalità giusta magari secondo me fai fatica in qualsiasi categoria. È un girone tosto. Andrea, invece tu che vivi qui a Riccione, vedere praticamente il Cesena in Serie D fa un certo effetto, no? Beh, dispiace parecchio perché comunque è una squadra che qua è molto stimata dalle nostre parti. Diciamo, è la nostra squadra della Romagna che puntava all'alto. Poi, sai, il calcio è fatto oltre che di gioco di soldi e quindi i problemi salgono sempre fuori. Voi date degli assist al nostro Giacomo, cosa vuoi dire? Dimmi. Quello che ha detto il Presidente è sicuro, quindi ha ragione il Presidente. Ma io ti volevo riprendere per una cosa. Il tuo caro Isernia ieri, La tua cara Isernia, ecco, ieri sì, ha vinto a Savignano con un gol in fuorigioco. Beh, noi non lo quindi diciamo. in maniera immeritata. Va bene, allora diciamo una cosa, siccome che tu mi fai notare che praticamente l'Isernia ha fatto gol in fuorigioco, io ti dico che il secondo gol del Riccione contro il tuo caro Bellaria era dentro. No, l'ha detto anche il Presidente. Poi... No, prima della trasmissione ha detto no, sicuramente non c'era quel gol. No. Presidente, non l'ha detto. Queste parole non sono mai uscite dalla mia bocca. Allora io non so chi ho sentito, io questa frase l'ho sentita. No, gol dubbio, ma sicuramente c'era. Andrea, hai capito dove ti sei ritrovato questa Certo, sera? Victor, tu lo conosci questo personaggio qui? Ma è il presidente della FIA Riccione, no? Non glielo dire. Non glielo dire. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno, caro Stefano, con cui chiudiamo anche la pagina riservata alla Serie D. Attenzione perché il prossimo turno riserva anche in questo caso delle sfide delicate, soprattutto per le romagnole. Castelfidardo, San Maurese, Città di Campobasso, Recanatese, Isernia, Jesina, Montegiorgio, San Giustese, Agnonese, Avezzano, Pineto, Sant'Arcangelo, Cesena, Francavilla, altro bel match, Real Giulianova, Matelica, San Nicolò, Notaresco, Savignanese, Vastese e Forlì. Ci sono 2 trasferte delicate sia per la Savignanese che per i Forlì in terra abruzzese. No, sicuramente è difficile perché tanto giocare in Abruzzo non è semplice, l'ambiente sono molto caldi. Bene, allora caro Giacomo, adesso ci addentriamo andando a vedere più da vicino i gironi che riguardano i nostri ospiti. Iniziamo con ordine perché partiamo con l'ausilio del nostro Stefano Papini, alias Papen, per quanto riguarda l'eccellenza. Prima Victor nominava la FIA Riccione, tra poco vedremo proprio il derby giocato ieri allo stadio Nicoletti tra FIA Riccione e Cattolica. Alfonsine e Castelfranco 4-1, Castrocaro Calcio Cotignola 3-2, FIA Riccione Giovane Cattolica 0-1, Marignanese Diegaro 1-0, Massa Lombarda Granamica 3-1, Medicina Copparese 1-5, proprio questo successo lancia i ferraresi al secondo posto da soli in gradatoria. Progresso Faenza 2-1, Sant'Agostino Corticella 2-3, Sampa Imola Argentana 0-3. Andiamo a vedere la classifica, come dicevo a inizio trasmissione, a godere soprattutto la Fonsina, quota 15 punti, segue la Copparese a 12, Castelfranco, Marignanese 11 punti, sorprende la posizione della Marignanese, complimenti continui a Simone Lilli che stiamo facendo da quando è ricominciato il
campionato: Argentana, Giovane Cattolica, Massa Lombarda 10, Diegaro 9, Castrocaro, Progresso 8, Fioriccione, Faenza, Sampa Imola 7, Corticella, Granamica, Sant'Agostino 6, Medicina 4, Cotignola 1. Ebbene Giacomo, prima di iniziare, Cotignola, che avevamo conosciuto il nostro amico Andrea Folli, sta facendo tantissima fatica in questo torneo. Sì, tanta fatica, veramente tanta fatica. Però volevo sottolineare quelli complimenti della Marianese, perché anche ieri ha fatto una partita molto tenace e anche ha sfruttato magari le poche occasioni che gli ha lasciato la Fioriccione, perché forse la Fioriccione ha avuto qualche occasione in più, però i punti si fanno quando si fa gol, e quindi la Marignanese giustamente con il gol si è portata a casa i 3 punti e un posto in classifica di tutto rispetto. Senti, vedendo la Fonsina e Castelfranco che in queste prime giornate comandavano chi prima, chi subito dietro l'altra, ieri la Fonsina si è liberata proprio del Castelfranco addirittura con un poker, 4-1. Grande prova di forza dall'Alfonsine, quindi complimenti, e Salomone ha cominciato anche a fare gol con regolarità. Ma attenzione, come hai detto bene te all'inizio, la Copparese. La Copparese è l'unica squadra del girone che non è ancora imbattuta, sì. Subisce pochi gol, 4 insieme alla Marignanese, quindi attenzione, anche perché domenica la Fonsina andrà a incontrare una squadra in salute che è la Giovane Cattolica, mentre la Copparese giocherà contro il Cotignola, che abbiamo appena detto che è molto in difficoltà. Stanno arrivando diversi messaggi tra i 2 telefoni, tra tablet e telefono, però prima volevo fare 2 domande, una al Presidente e una a Victor. Presidente, vedere questa categoria, l'eccellenza, ce la facciamo ad arrivare in qualche anno con il suo Riccione? Io spero proprio di sì, caro Daniele, però Incrociamo le dita. Incrociamo le dita sempre, però il campo ci dirà se lavoriamo bene o se lavoriamo male. Se lavoriamo male rimaniamo dove siamo. Se lavoriamo bene magari un saltino in avanti lo proviamo a fare, no? Te cosa ne pensi? Fino a questo momento sei soddisfatto tu della tua squadra? Guarda, sono soddisfatto della mia squadra, anche se abbiamo molte cose da sistemare, perché giustamente la squadra un po' è formata da nuovi elementi, un po' da elementi storici, devono amalgamarsi, devono avere delle partite, devono fare il rodaggio. Adesso il rodaggio sta portando i suoi frutti, però ancora non siamo al 100%. Anche perché lo ricordiamo, magari gli spettatori a casa sono un po' disattenti, però voi avete incontrato subito il Verrucchio fuori casa, il Nova Feltria, e siete riusciti indegni con tutti questi scontri diretti, quindi è importante anche dire questo. Sì, è importante dire questo, diciamo che quelle squadre che noi consideriamo delle squadre ottime in questo campionato le abbiamo già affrontate, però non sottovalutiamo mai nessuno, cioè, quindi loro erano uno scoglio. In un modo o un altro siamo riusciti a arginare questa cosa, però nessuna squadra è sottovalutata, almeno dalla mia squadra, dal mio settore e da me in prima persona, perché il campo può essere ostico anche con quelli che pensi che non siano poi i più forti. Sono d'accordo assolutamente con te. Victor, allora il Cervia lo scorso anno ha abbandonato l'eccellenza, vedendo quest'anno che tu sei arrivato a Cervia, sei in promozione, c'è un po' di rammarico da parte tua per non poterla giocare questa eccellenza? Sgarbi ha promesso in televisione che vi porterà addirittura in Serie A, nominando te come primo giocatore. Se si porta in Serie A farò fatica io sicuramente magari a far parte della squadra, ma spero il bene del Cervia e dove porterà il nome del Cervia, questo sicuramente. L'eccellenza è un campionato bello, molto bello, e secondo me Alfonsine, Castrocaro e Copparese arriveranno in fondo, poi vedremo, non so chi lo vincerà. Quindi non ti sbilanci, non lo vuoi dire un nome? Il Bomber Salomone ha iniziato a fare dei gol, come hai detto te prima, faccio anche gli auguri, era il suo compleanno ieri, è un grande amico. E poi c'è Castrocaro di Domini che ha fatto una buonissima squadra da quello che ho visto. E poi ci sarà anche il Diegaro che è un'ottima società, un'ottima squadra che ogni anno fanno le cose per il bene. E bene, allora andiamo a vedere il derby giocato ieri allo stadio Nicoletti di Riccione. Di fronte c'erano Fioriccione e Cattolica in servizio. Sei uno
società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. A Nicoletti di Riccione va in scena il derby tra Fiera Riccione e Cattolica. I padroni di casa arrivano da un trend positivo. Il Cattolica vuole invece dopo Faenza conquistare nuovamente la vittoria in esterna. Giallorossi che arrivano da 14 giorni infuocati dopo la Marignanese, il Riccione per 2 derby da urlo. La partita sposerà per i cattolichini il seguente slogan: la pazienza è virtù rara, attendere per poi colpire, ma che sofferenza. La FIA invece gioca a calcio e lo fa benissimo, ma se si creano così tante occasioni la palla occorre gettarla in rete, vero Giorgi? Ed eccola qui la gara delle meraviglie, forse la più bella partita ripresa dalle nostre telecamere negli ultimi 3 anni. I padroni di casa alzano da subito la voce, rincornata di Docente sbatte sul legno superiore della porta difesa da Andreani. Da corner la FIA continua il suo momento di maggior pressione, sia Righetti che Manni sfiorano la marcatura, con Andreani che si salva in qualche modo sulla linea di porta ritrovandosi il pallone tra i guantoni. Ma la FIA è davvero sfortunata, come Docente giocano sul velluto, i due combinano poi con un gioco di gambe. Cuomo toglie la palla anche a Docente, trovando prima Andreani e poi l'incrocio dei pali da distanza ravvicinata. Il Cattolica, finora assente, riparte con un'azione da incorniciare in contropiede, ma incredibilmente su questo traversone a botta sicura quel pallone chiede a ben appostato Boschetti di poter entrare in porta, ma il numero 11 manca l'appuntamento con il gol. Dalla parte opposta Docenti in area di rigore colpisce di testa sfiorando la marcatura, e ancora l'ex Rimini ad andare vicino al bersaglio con un diagonale insidioso, ma al 45esimo esatto la frittata è fatta. Calcio di punizione fischiato al limite dell'area di rigore a Cattolica. Traversone al centro e sotto misura Sartori trova la deviazione vincente per l'1-0 ospite. Sarà questo il gol partita e il match winner rimarrà proprio il giocatore in maglia numero 10. Nella ripresa Docente continua a sfiorare i gol. L'ex Rimini che ci faccia in questa categoria è davvero un mistero, dato che il 99,9% delle palle gol le crea solo e soltanto lui. Fa reparto insomma da solo. La FIA perde la testa da calcio piazzato di Righetti, il pallone viene recuperato a Boschetti che si fa tutto il campo, devastanti velocità, mette al centro, ma prima di Adario e infine Sartori non riescono a mettere in ghiaccio il match. Grande merito anche a Passaniti. Righetti da calcio piazzato innesca questa volta Mani, ma Andreani risponde presente. Invece dall'altra parte ennesima ripartenza di Cattolica. Se Docente è un fenomeno con i piedi, Passaniti lo è con le mani. L'ex Cesena respinge più il tentativo di Palazzi e infine quella botta sicura di Sartori. Straordinario direbbe da queste parti un certo Arrigo Sacchi. La punizione Righetti pennella al centro, ma il colpo di testa dei suoi è facile preda per Andreani. Altra occasione per Docente, lasciato libero questa volta al centro dell'area di rigore, ma di testa non inquadra il bersaglio. Ancora l'ex Rimini lanciato a rete perde questa volta l'equilibrio sul più bello divorandosi il pareggio. Fanno festa a fine match i giocatori del Cattolica con i propri tifosi, ma se l'attacco funziona, o meglio crea ma segna col contagocce, la difesa è da brividi, perché la FIA crea ma spreca a ripetizione, mentre in difesa Capitan Righetti e il portiere Passaniti sono una certezza presente e futura. Quel giocatore lì Docente fa la differenza, caro Docente Andrea. doveva venire da noi. Adesso lo andiamo a comprare. Tu hai risposto così, è stato forte. Victor, volevi aggiungere una cosa sulla Marignanese? Ti ha sorpreso che stanno lavorando bene con i giovani? L'avevo visto già l'anno scorso, avevano fatto praticamente quasi 18-19 risultati utili consecutivi. È una squadra molto molto giovane che secondo me anche quest'anno farà molto molto bene. Vorrei tanto salutare l'attaccante del Cervia, il Conte Victor, scrivo dagli Stati Uniti. Alex, complimenti per la trasmissione e un abbraccio a tutti voi. Vuoi salutare Alex? Ciao Alex. Dagli Stati Uniti. Sì. Un abbraccio Quello più forte. lontano che c'è scritto. Non sapevo che vinceva lui. Il secondo più lontano siete da Bellaria, possiamo No, dire. è Luca da Como, che saluto. Luca da Como, va bene. Che portiere Passaniti in virtù di questo servizio, tra poco vogliamo un attimo approfondire appunto i protagonisti. Poi per Andrea, non si preoccupi Presidente, tanto il campionato lo vincete a mani basse, tocca il ferro Andrea. Qui ti vogliono bene, ti vogliono bene. E poi qui ci scrivono che praticamente apprezzano molto i giocatori di cui si riserva il Riccione per questa stagione. Secondo molti appunto ci dicono che è la squadra più forte, ma non è sempre facile partire comunque con tutti i pronostici a favore. No.
Assolutamente, sarebbe meglio venire fuori alla distanza stando un po' dietro le quinte. Te cosa dici, Daniele? Io dico che Noi praticamente... tutti ci dicono, secondo me siete la squadra, la favorita. Io continuo a dire, lo spero, però la certezza io non ce l'ho. Ma com'è stata la tua storia? Quest'estate sei divenuto alla fine, per chi non lo sapesse, presidente del Riccione. Sì. L'anno scorso per 1 punto, 2 punti non siete entrati nei playoff. Avete avuto un po' di problemi che sappiamo tutti a livello tecnico, a livello di giocatori, eccetera. Di attacco eccetera. soprattutto. Ecco, di attacco. Abbiamo avuto una carenza nell'attacco, l'abbiamo compensata con un giocatore che non ricopriva il suo ruolo, ci è sfuggita di mano. Ci riproviamo quest'anno. Però quest'anno avete preso tanti bei giocatori, Gori. Quest'anno abbiamo una rosa, come te hai più volte detto, da migliaia di giocatori, perché siamo veramente tantissimi. Adesso stiamo finendo la scrematura, però abbiamo fatto anche dei bei colpi. Abbiamo Tolomeo, abbiamo Bobone, Gori, che lo saluto, ciao Bobo. Io non lo saluto Bobo, Abbiamo... perché non lo saluto Bobo. No, perché ti ha fatto gol. Sì. E ha fatto bene, è il suo lavoro. Quindi il presidente è contento perché ha fatto il suo lavoro. Perfetto, lui è la nostra bomba a mano, lo mettiamo dentro il secondo tempo, lui risolve le questioni. Poi a casa tua è stato bellissimo. Per te è stato bellissimo. Ecco, io Andrea lo faccio venire tutte le volte lunedì così tra te e lui. Oh, finalmente ho trovato uno che mi dà contro in bell'aria, era ora. Victor, cosa vogliamo dire a questo siparietto? È difficile partire con i favori del pronostico, perché anche in Cervia, insieme a Del Duca Ribelle e insieme soprattutto a Ronco è tra le favorite del girone. Ma la favorita non siamo noi sicuramente. La È Ronco. È Ronco, che lo sappiamo tutti, che ha fatto una squadra, se non vince quest'anno, non so quando vincerà. Poi c'era Del Duca, che secondo me è un'ottima squadra, con Bomber Dumitru, che ogni domenica, e suo fratello Farabegoli, che era con noi l'anno scorso. E poi tanti altri giocatori, secondo me, che sono un'ottima squadra. Poi hai detto che c'era? Ah, queste tre, siete voi tre. Del Duca, No, c'è Ronco, il coreano è vero. che si è fermato ieri dopo 5 vittorie, mi sa, consecutive. Sì, un pareggio interno che tra poco vedremo che c'è molto da recriminare anche lì. E sta risalendo anche la Sampierana, che è una squadra difficile da affrontare. E quindi ti piace anche la Sampierana. Allora, prima di leggere gli altri messaggi, volevo vedere con te, caro Stefano, il prossimo turno, perché andiamo a vedere chi affronterà appunto la capolista. Intanto iniziamo con ordine. Argentana Fiariccione, Copparese Calcio Cotignola, Corticella Medicina, Diegaro Castrocaro, Faenza Sant'Agostino, Giovane Cattolica Alfonsine. Questo è il big match, caro Giacomo. Granamica Marignanese, San Paimo alla Massa Lombarda, Castelfranco Progresso, Cattolica Alfonsine. Come la vedi? La vedo una gara veramente importante. Io vedo bene la Giovane Cattolica, che a mio avviso sta crescendo. L'Alfonsine però per il momento è una sicurezza e quindi è una partita da tripla. Sei sicuro? 1x2? No, 2x1. Dopo questo basta, io ci rinuncio, potete cambiare canale per favore, cambiate canale quando parla Giacomo Alpini. Va bene, comunque Bobo Gori ieri ti ha fatto gol, questo è l'importante. Saluto Bobo, saluto Bobo. Dai, andiamo a vedere adesso con te Stefano Papini la promozione romagnola, così ci avviciniamo, anzi entriamo dentro il campionato di cui è protagonista il nostro Victor, e questi sono i risultati della giornata di ieri. Del Duca Ribelli Giamarina 2-0, Civitella Frattaterme 3-2, Reno Ronco e del Guais 0-3, Russi Pietracuta 0-0. Attenzione a questa partita perché vedremo il servizio, ci sono tanti episodi, rigori clamorosi inondati a favore soprattutto del Pietracuta. San Pietro Stella 2-2, San Pierana Cervia 2-0. Come ieri avete perso, Victor? Mi viene la sera che avete perso. Torconca Morciano 1-1, Tropical Coriano Gambettola 1-1, Vis Misano Football Cava 1-3, tonfo interno per la Vis Misano. Questo è un risultato clamoroso. Andiamo a vedere adesso la classifica con il nostro Stefano Papini, che si fa interessante ancora di più per il Ronco in virtù anche del pareggio di ieri del Tropical Coriano. Ronco e del Weiss 18, del Duca Ribelle, Tropical Coriano 16, San Pierana 12, Cervia, Vis Misano 10, Stella 8 e Giamarina, Torconca, Russi, Football Cava 7, Gambettola, San Pietro i Vincoli 6, Pietracuta 5, Reno 4, Civitella 4, Frattaterme 3, Morciano. Primo punto dopo che ha cambiato allenatore, c'è Pessina sulla panchina del Morciano e dunque anche il Morciano muove la classifica.
classifica. Victor, allora questa sconfitta di ieri, come la giustifichiamo? Arrivata questa sconfitta, che Sampierana è stata molto più brava di noi, forse non siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto, speriamo che ci fa solo del bene. A volte dalle sconfitte si imparano degli errori e forse anche l'umiltà, che noi comunque dobbiamo fare praticamente per arrivare nei primi posti in classifica, non a vincere forse, ma parliamo di stare davanti. Però non dirlo a Sgarbi, perché sennò ti licenzia subito, lui vuole andare in A diretto. Se vuole arrivare in A diretto bisogna che a dicembre spenda un po'. E soprattutto conti su di te, però tu sei confermatissimo, tu vuoi rimanere, dillo pubblicamente che vuoi rimanere. Ma Cervia a casa mia, ormai vivo a Cervia da 13 anni. Sgarbi, non mi mandare via. Questa è la cosa più bella, l'appello. Allora Victor, prima di andare a vedere una cosa che ho curato su di te, chiedo gentilmente al nostro Stefano. Stefano, mandiamo il servizio inerente alla prima partita di questo girone che riguarda Coriano-Gambettola. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Primo stop in stagione per il Tropical Coriano, costretto a giocare a grandi con l'uomo in meno per l'espulsione di Vitaioli. Il Gambettola confezioni pari, morde nel momento opportuno, trova il vantaggio ma non riesce a difendere, non approfitta al meglio della superiorità numerica. La gara inizia con Lei che centra il palo da calcio piazzato e il primo brivido nel pomeriggio della porta difesa da Morelli. Lelli dall'altra parte serve Angeli, Coriano recrimina per un fallo di mano, nel frattempo Angeli si gira e trova il diagonale vincente per l'1-0 del Gambettola con tanto di ringraziamento. Il Coriano tuttavia non rimane a guardare, lanciato in profondità, Vitaioli trova il pertugio giusto per il parziale 1-1 con tanto di ringraziamenti verso il compagno che l'ha lanciato a rete. Ad inizio ripresa Buda innesca Lelli che calcia in bocca agli Ardini. Il Coriano risponde con una punizione che centra il legno superiore battuto da Vitaioli. Ancora Tropical in avanti, ma il tentativo fiacco viene bloccato senza problemi da Morelli. La squadra di casa rimane poco dopo in 10 uomini. Vitaioli salta a gomito largo colpendo al volto l'avversario. Il nazionale sammarinese è costretto a lasciare il campo anzitempo, mentre dall'altra parte Leardini è costretto agli straordinari su questa incursione di Ceccarelli che non ammette soste prima della sua respinta. Lei tenta a questo punto la battuta alla distanza, tiro strozzato dalla retroguardia ospite. I padroni di casa recriminano per un intervento su Borghini apparso regolare. Dalla bandierina Morelli smanaccia come può, rigore che sembrerebbe esserci quando Vukai mette al centro il braccio della difesa spezza la traiettoria del pallone, ma anche in questo caso la terra arbitrale sorvola. Il Tropical gioca bene, non sente l'inferiorità numerica e il traversone di Borghini reca qualche brivido a Morelli e compagni, prima che dall'altra parte Angeli non trovi forza per impensierire Leardini. Ma la partita è avvincente, squadra aperta, azioni da una parte e dall'altra. Scognamiglio chiama la respinta a Morelli, sulla ribattuta gli uomini di Zagnoli vorrebbero un penalty e anche in questo caso Corbelli di Rimini non ci sente. La gara si innervosisce sempre di più e alla fine anche mister Zagnoli esce dal terreno di gioco abbastanza contrariato. A grandi il Coriano conosce il primo stop in stagione, ma dato che è stato giocato in 10 uomini nel corso della ripresa e vedendo che non si è sentito affatto questa mancanza, dimostra di essere forte e di poter impensierire il favorito Ronco fino alla fine dei giochi. Qui sta nascendo in diretta un'amicizia tra il presidente Morelli e il nostro Victor. Andrea, riusciamo a portare Victor a Riccione o non va bene per la tua squadra? No, è troppo anziano, è progetto terza età. Facciamo un Riccione terza età, noi cerchiamo adesso di puntare sui giovani. Abbiamo anche noi qualche ragazzo che ha qualche anno importante alle spalle, però non dirlo ad Alpini. Cerchiamo i giovani, cerchiamo di fare un vivaio. Adesso punteremo molto sul settore giovanile, lo cerchiamo di mettere in atto perché quest'anno, visto le vicissitudini che abbiamo avuto con che adesso non tiriamo fuori, va bene, cerchiamo di ricostruire. Un presidente che spende però, sì. A parole sacre. Senti Victor, ma dato che deve spendere, con chi deve parlare per acquisire il tuo cartellino?
Mi fa ridere al momento. Dovrà parlare col presidente Sgarbi quando arriverà, bisogna che parla con lui. Andrea, come ti presenti con Sgarbi? Ah, non c'è problema, mi presento a mani basse con Vittorio, ci facciamo una chiacchiera subito. Comunque, volevo dire una roba, visto che prima mi hai preso un attimo in giro. Io ieri, fortunatamente, i miei ragazzi hanno vinto a Bellaria, bisogna dirlo. Fortunatamente. La partita, Fortunatamente. con classe. Fortunatamente, ma io... Se perdevano ieri, io oggi sarei venuto qui con un timore mostruoso. Voi che avete preso 2 gol ieri, sei tutto qui tranquillo. Questa cosa me la devi spiegare. Bisogna metterci la faccia anche quando si perde, non solo quando si vince. Voi due secondo me diventerete grandi amici. Sarebbe troppo facile arrivare in studio solo quando si vince, Press. Hai ragione. Guarda, lo dici? già del Press. A chi lo dici? Non dirlo a lui però. A chi lo dici? Non dirlo a lui. Lui sta riprendendo da 3 anni il Bellaria, non vince più il Bellaria. Retrocessione dopo retrocessione. Però abbiamo già capito che per il prossimo anno il primo acquisto, caro Giacomo, sarà Victor in direzione Riccione. Magari. Ah no, direzione Riccione? Come magari? Vabbè, allora se Riccione ci dà Tolomeo a noi, sì. No. No, Va bene. Ok, Bobone, dai. No. Va Vediamo bene. nessuno. Andiamo a vedere adesso il secondo servizio. Qui si sono lamentati tantissimo i dirigenti del Pietracuta. Effettivamente, guardando le immagini, ci sono almeno, ad occhio e croce, adesso vado a memoria, 3 rigori non sanzionati. E allora andiamo a vedere questo servizio e poi ne discutiamo qui in studio. Servizio. Questa te la dovevo. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. In promozione va il Siena in match che vede opposte le formazioni di Russi e Pietracuta. Gli ospiti vogliono vittorie e punti freschi in esterna. I russi, dopo la retrocessione dello scorso anno, punta a un campionato tranquillo senza particolari timori, cercando di sfruttare soprattutto il turno casalingo. Terna arbitrale affidata a Pelotti di Bologna, coadiuvato dalla signora Silvia Marzocchi della stessa sezione e da Giorgio Carlino. Gara discutibile sul piano arbitrale, soprattutto per gli ospiti che recriminano più di un rigore. Già in avvio, quando Fratti mette al centro questo pallone con deviazione e con un braccio attaccato al corpo, ricordando che l'involontarietà è stata torta, si opta per il proseguimento del gioco. Il Pietracuta gioca meglio rispetto all'avversario senza timori. Qui il pallone viene scaricato in direzione Fratti, che non riesce a incidere come vorrebbe. Sulla destra il Russi si rende pericoloso questo tiro cross insidioso raccolto in direzione opposta da Placci, che spara tra i guantoni di Lasagni. Vengono concessi numerosi spazi e qui Fratti, dopo un'ottima discesa, mette al centro, ma Molaroni arriva in ritardo. Altro episodio dubbio dalla destra, viene messo questo pallone al centro dell'area di rigore, Fratti viene trattenuto ma l'arbitro ben appostato sorvola. Nella ripresa, stesso compione di fine primo tempo, Fratti si invola e viene atterrato in area di rigore. Il direttore di gara non ammette repliche, ammonizione per l'attaccante rossoblu. Il Russi si fa vedere su 2 calci da fermo. Nel primo la retroguardia del Pietracuta si salva di Ribero senza particolari affanni. Sul secondo il colpo di testa di Lombardi è fuori misura. Fine dei giochi, partita terminata a reti bianche, meglio il Pietracuta che ha qualcosa sicuramente da ricriminare. Giacomo, proviamo a commentarla con te. 3 episodi dubbi, molto dubbi, Sì, io sinceramente il primo non riesco a vedere bene dalle immagini, però dalla dinamica sembrerebbe Mani, Sì. però non si vede bene dalle immagini, però vedo che l'attaccante e i giocatori subito hanno reclamato, presumo che ci sia, però non ho la certezza. L'ultimo per me è rigore. E invece c'è stata la Poi munizione. c'è stata la munizione per simulazione. Peccato perché il Pietracuta ha giocato veramente molto bene, poteva cogliere il successo in esterna. I russi lo dicevo prima mentre andava in servizio, mi sta un po' deludendo. È vero che lo scorso anno è retrocesso, ma inizialmente, se ti ricordi, il campionato l'aveva iniziato in un certo modo, nella nuova categoria. Non giocava male i russi, dai. Non giocava male, però aveva il problema del gol. Malgrado la presenza del bomber Grimellini non riusciva a sfatare questo tabù. E infatti alla fine l'ha portato alla retrocessione. Invece lei, Presidente, in queste prime giornate ha avuto qualche rigore a favore, Discutibili tutte e due quelli, no, discutibile il suo, quello a Verrucchio, mi dicono gli amici di Verrucchio. Abbiamo avuto un paio di rigorini a favore, ma il calcio ci sta, no? Ci sta. Se in area mi fai fallo, l'arbitro se ne accorge, è giusto che ti chieda di andare gentilmente a battere il rigore. Capita. Andrea. Capiterà e anche contro, vedrai.
Guarda, devi sapere Giacomo che tra presentazione e partita di Riccione veramente la domenica si va a giocare a pallone ma anche a fare lo spritz col presidente. È così, la dirigenza davvero molto simpatica. No, ieri non ce n'è stato lo spritz, però qualcosina ha bevuto lo stesso, l'ho visto io. Posso testimoniare. E tu invece riprendevi. Io riprendevo, sono stato a bocca asciutta. Va bene, adesso andiamo a vedere quello che riguarda il nostro amico Victor. Presidente, ti voglio far vedere qualcosa che è successo 2 settimane fa. Prego Stefano, mandaci un po' di immagini di copertura. Allora, questa è la foto ufficiale innanzitutto di questa stagione con il Cervia. Qui diciamo che sembri quasi un giocatore, ti devo fare i complimenti. Poi andiamo a vedere, è successo che a livello mediatico Mediaset nella trasmissione Pressing ha mandato, c'era ospite quella sera Sgarbi, ha mandato la tua foto dove tu ringrazi su questa maglietta Sgarbi. Sapevi che doveva venire a Cervia, come nasce intanto l'idea di scrivere quel messaggio su quella maglietta? E soprattutto chi ti ha ripreso per mandarla a Pressing? No, non so chi mi ha ripreso, ma so... Questo è il gol intanto, alla prima giornata. Diciamo che sei anche bravino, cerchiamo di far vedere il videocassetta al presidente per farti acquistare. Era difficile questo gol, presidente? Prego Victor, dai. Ah, quello è il gol, il primo Mi sembra gol. anche lui. Ecco qui. In campo sono diverso presto. Mi leggo un po' i capelli. Vai Victor, raccontaci un po' questa esperienza. Sgarbi diciamo che è un personaggio che conosciamo tutti. Quando ho saputo del Cervia, che voleva acquistare il Cervia, che speriamo che acquisterà il Cervia a questo punto, ho fatto una scritta grazie a Sgarbi che magari con la sua positività e con la sua energia ci portasse alla vittoria. Alla fine è arrivato un risultato utile, 2-1 contro il Torconca e niente. Poi non so chi l'ha girato a Sgarbi, so che in tribuna c'era il suo braccio destro Moretti, che per vedere la partita contro il Torconca, basta, non so altro. Se ti dovessi definire come ama Vittorio Sgarbi un'opera d'arte, come si definirebbe Victor? Dei capelli, non so. Lo puoi dire, lo puoi dire. La Gioconda? Facciamo così, dai. Lasciamolo dire al presidente. Facciamo la Gioconda. Che già mi sta prendendo in giro tutto il tempo, quindi... No. Arte astratta, Oppure capra. Lui è abituato a dare questo messaggio. Ascolta, come ti hanno chiamato invece in diretta su Mediaset sbagliando il cognome? Sgarbi stesso come ti ha chiamato? Si sarà sbagliato, dai, mi chiederà scusa quando verrà a Cervia. Guarda, non molla, non riesco a sbilanciarlo. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno, così chiudiamo la parentesi legata alla promozione. Ringraziamo ovviamente che sta allo scherzo il nostro Victor. Allora, questo è il prossimo turno, un turno che si fa interessante perché c'è Cervia vis Misano e questa è una bella partita, caro Victor, perché andrete a affrontare una squadra che sta stupendo un po' tutti in questa stagione. Poi Football Cava Fratte, Gambettola Civitella, Igia Marina Reno, Morciano del Duca Ribelle, Pietracuta Torconca, altro bel match, Ronche del Weiss San Pirana, altro match di cartello, Russi San Pietro Vincoli, Stella Tropical Coriano. Giacomo. Ronco San Pirana, penso che sia la partita più importante. Ti ha sorpreso molto la San Pirana, mi dicevi che l'avevi vista, l'avevi vista tutta la Stella, vero? Sì, l'ho vista bene, è una squadra molto difficile da affrontare e sta crescendo e crescerà ancora. Però il Ronco ha un super attacco, ieri Spadaro, il grande bomber Bernacci ha fatto ancora gol, quindi è molto difficile da affrontare, però sarà dura anche per il Ronco. Ebbene, allora grazie per quanto riguarda il tuo commento sulla promozione. Noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, 2 minuti e mezzo, rientriamo e andiamo nello specifico sulla partita che riguarda voi due, Giacomo e il presidente Andrea, Bellaria Riccione, e poi andremo a vedere anche Nuova Fette a Mondaino. Pubblicità. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa,
Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Guarda, il presidente ti ha fatto un pronostico, quindi tu domenica che non sei a riprendere il Bellaria, secondo lui vince il Bellaria, vedi, lo dice anche lui, lo dice. No, il presidente ha detto che meritava anche di vincere ieri. No. A telecamere spente parla in modo differente. Menzogna. Invece, cosa che tu non sai, quindi chiediamo al nostro esperto Victor, per Victor, sarebbe bello ricomporre le acque di Tirana sulle false in quel di Savio. Cosa ne pensi del Savio? Savio... Secondo me è partita male quest'anno con la squadra che ha a disposizione. Faccio un saluto al mister del Savio Bonacci, che è un grande amico. Gli facciano in bocca al lupo. Ieri hanno pareggiato una partita che si era messa un po' male, nel primo tempo 2-0 contro il Bacchia. Sono riusciti a portare a casa un punto importante dopo la vittoria che avevano vinto contro il Santermette, che da quello che ho visto Santermette dovrebbe essere una delle squadre che devono stare là davanti, quindi ho vinto la prima partita contro loro 4-2 in casa e un pareggio contro il Bacchia ieri 2-2, si sono un po' ripresi e secondo me è una squadra che arriverà alle prime 3 o 4 posizioni da davanti. Ok, allora l'hai anticipato tu, infatti Santermette sta attraversando un periodo di difficoltà immenso, in settimana è arrivato anche il comunicato dove si confermava la fiducia a Pazzini perché iniziano ad essere le prime voci di un possibile esonero. Ne auguriamo ovviamente alla società di potersi riprendere, soprattutto al tecnico Pazzini e ai propri giocatori. Adesso io direi andiamo a vedere quello che è successo nel dettaglio nell'ultima giornata con Stefano Papini attraverso risultati e classifiche. Vai pure Stefano, così iniziamo a vedere la prima categoria girone H, grazie. Eccoli qui i risultati: Alta Valconca Gatteo 1-1, Atletico Poggio Real San Clemente 3-1, Bacchia Cesenatico Savio Calcio 2-2, Bellari Giamarina Riccione 1-2, lo ripeto ancora una volta, Bellari Giamarina Riccione 1-2, Rivazzurra Miramare Granata 1-0, Santermette Roncofreddo 1-2, Verrucchio Polisportiva Sala, questo era un po' il big match di giornata 0-0, Nuova Fetia Mondaino 2-1. Andiamo a vedere la classifica.
Al primo posto troviamo la neopromossa Polisportiva Sala con quota 10 punti, segue l'altra neopromossa Roncofredo 9 che domenica prossima affronterà proprio il Bellaria, Riccione 8, Granata, Visse Nova Feltri, Atletic Poggio 7, Verrucchio 6, Gatteo, Rivazzurra Miramare, Real San Clemente, Bacchia Cesenatico 5, Mondaino, Savio Calcio 4 punti, Alta Valconca 2, Bellaria 1, Sant'Ermete 0 punti. Prima di sentire il presidente, il nostro amico Giacomo, che ieri hanno chi ripreso, chi goduto attraverso un bicchiere di buon vinello la partita, il servizio inerente a Bellaria e Riccione. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglie a tetralamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. A Bellaria, se si pensa ai nomi delle due squadre, va in scena una sfida ad antiche tradizioni. Gli adriatici dopo il primo punto di stagione vogliono continuare a far bene. Il Riccione dopo 2 pareggi e una vittoria avvenuta con un'altra big come in Nova Feltria vuole eseguire il secondo acuto di stagione. Per farlo servono le magie di Tolomeo che già al quinto, servito in maniera defilata sulla destra, tenta un tiro al giro che si spegne alto. La risposta del Bellaria è decisa come non mai. Infatti Aragao inventa con un numero dei suoi, la sfera viene arpionata in area di rigore dopo un'azione confusa e chiuse a bucare la rete, infilando i portiere Tacchi, sfruttando al meglio un cross proveniente dalla destra per l'1-0 bellariese. Il Riccione subito il colpo si proietta subito in avanti, Bolzoni scalda i guantoni a Mignani, poi da calcio piazzato Seijas chiama la girata a Tolomeo che alza la mira. È un tiro a bersaglio e la volta di Cavoli con Mignani che di pugno respinge in corner. In chiusura di tempo arriva il colpo di testa di Endau senza fortuna. Nella ripresa il Riccione inizia a procedere come da prassi di primo tempo, dall'angolo lo stesso Endau, sempre di testa, a mettere abbondantemente al lato. Il Bellaria in contropiede prova a pungere e a mettere la parola fine al match, ma l'iniziativa di Baldini non viene finalizzata dal compagno Gambutti che davanti a attacchi non si dimostra freddo come vorrebbe, con il portiere che tiene a galla i suoi. Dalla parte opposta non a caso i compagni ringraziano e finalizzano con Gori, già in rete la domenica prima, il punto del pareggio. 1-1 ristabilita la parità in campo nonostante il difensore bellariese abbia tentato un improbabile salvataggio. Ora il Riccione inizia a credere nella vittoria. Tolomeo da calcio piazzato impegna Mignani alla respinta. Il Bellaria non riesce a frenare la voglia di vittoria ospite, i difensori si addormentano permettendo a Suzzi di sfiorare la marcatura, palla che attraversa la linea di porta senza voler entrare, ma al 30° arriva il gol dei 3 punti ad opera di Siuni che dal corner trova la zampata vincente con le relative proteste da parte dei bellariesi che sostengono che il pallone non sia entrato in rete. Mignani in questo caso non può essere aiutato dal VAR. Siuni festeggia dunque la marcatura che vale i 3 punti. Nel finale Tolomeo in contropiede viene stoppato dallo stesso Mignani, prima che in chiusura di tempo ancora una volta il portiere ci mette una pezza venendo graziato al neoentrato Conti. Il risultato finale premia il Riccione che ottiene una vittoria sofferta e di rimonta, onore comunque a un buon Bellaria. Io Presidente sto ridendo perché lei ancora si disperava. No, aspetta, cosa hai detto Victor? Non mi mettere in mezzo, dai. No, di la verità. C'era o non c'era? Sembra che non sia entrata del tutto. Presidente invece è entrata di 20 centimetri. 20 centimetri buoni. No. Però hai visto il Presidente come ci teneva? Ancora si disperava per le occasioni sprecate dopo il 2-1. Se c'eri tu, Andrea, cosa facevi lì? Io la mettevo dentro. Io lì la mettevo dentro. Senti, è stata una partita comunque difficile. Il Bellaria è tra le squadre più giovani di questo campionato. Vero, metà giovanissima. Poi c'ha qualche ragazzo un po' più datato, ma che peccato ieri il vostro numero 11. Bellissima partita, poi si è infortunato, ma giocatore di tutto rispetto. Aragao. Però non fargli troppi complimenti però. Però alla fine c'è stato ci vediamo al ritorno comunque, non è finita qui. Basta che ci danno un gol come il vostro, va bene. Va bene. Dopo loro me ne fanno 5, però mi sa. Però siete un po' indietro ancora. Ma arriviamo. Un grande saluto al mio amico Victor, un abbraccio da San Martino.
Poi aspetta, qui ci scrive, se lo vuoi salutare. Ciao Alessio, ciao. Ma lo rientra saluto presto. anch'io, il bomber San Martino. Certo, lo salutiamo anche noi. È infortunato, rientra presto. Un abbraccio. Ecco, lui sa tutto. Vince la Riccione con la squadra rimaneggiata con 4 fuori quota in campo, di cui 3 2000 non apprezzo. Questo è un tifoso ovviamente che si riferiva alla vittoria esterna del Cattolica sul campo della FIA, una vittoria importante come dicevo poc'anzi, e soprattutto per la FIA Riccione va sottolineata la grande prova tra i pali di Passaniti, assolutamente un portiere sicurezza. Abbiamo avuto ospite nei nostri studi 2 settimane fa, giusto? Confermo, Giacomo? confermo. Allora, adesso io direi di andare a vedere il secondo servizio di questa categoria, Nova Feltria Mondaino. Al Comunale di Secchiaro, Nova Feltria e Mondaino si affrontano dopo essere state rispettivamente battute e fermate sul pari da Riccione e Rivazzurra Miramare. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, nonostante il paese sia in festa. Fabri deve rinunciare a Baldinini, strappatosi nel precedente turno, confermi in avanti per il duo offensivo composto a Stefanelli e Muratori. Dall'altra parte Crosetta rappresenta la stella del Mondaino insieme a Pagnini. Il numero 10 è un certo Federici, classe 76. Proprio i tre a primo minuto confezionano l'azione che porta a insidiare la porta difesa da Sbrighi. Federici duetta con Crosetta, il quale allarga per Piagnini, che a sua volta mette al centro, ma Arapi esegue una diagonale perfetta evitando pericoli maggiori. Al terzo Muratori, servito in profondità, viene steso così dalla retroguardia ospite. Milendi della sezione di Cesena assegna la punizione, della quale si occupa lo stesso Muratori. L'attaccante con l'occhio di falco e con la memoria di ferro si ricorda che la mattonella è quella della prima giornata col Granata, studia la posizione e aziona a piede a martello, dando alla sfera quell'effetto che induce Gabellini all'intervento scontrandosi con il palo. Alla sua sinistra, sulla ribattuta, Stefanelli getta il pallone in fondo a sacco. La sua posizione è però considerata irregolare. Da calcio piazzato, l'altra strada in match, Federici prova ad emulare Muratori, ma la mira è da dimenticare. L'asse Gori Sebastiani lavora bene, da cross di quest'ultimo Stefanelli scivolata manca l'appuntamento con la rete. Il Mondaino tiene bene il campo e sfrutta al meglio i calci piazzati, uno dei quali porta il gol al 28esimo. Gli ospiti, la punizione è a cura di Gerometti. La testa è quella di Crosetta, che spunta in mezzo a quella di due marcatori con Sbrighi, che a mani aperte non vede arrivare il pallone. E dunque il Mondaino a sorpresa passa in vantaggio. In chiusura di tempo Balducci apre per Amantini, centrocampista mette al centro, Sebastiani viene chiuso, l'arbitro ferma il gioco, ma il centrocampista ex San Marino in maglia numero 8 viene atterrato in area di rigore, causando una serie di proteste con 2 cartellini gialli. Termina qui il primo tempo. Ad inizio ripresa da calcio piazzato Muratori innesca Balducci, che di testa chiama la deviazione in corner Gabellini. Il Mondaino mette fuori il naso dalla propria area di rigore, non potrebbe farlo con Pagnini, a solo personale terminato tra i guantoni di Sbrighi. La pressione di Nova Feltria continua, l'asse Gori Sebastiani continua a dialogare a meraviglia. Il tiro cross del numero 7 crea diversi grattacapi alla retroguardia ospite. Lo stesso numero 7 deposita i palloni nei piedi di Balducci, che calcia centralmente, ma il gol è nell'aria. Amantini appoggia la sfera all'indietro, Ceccaroni studia il posizionamento dei compagni dopo aver superato la metà campo e pennella questo traversone, dove Stefanelli fa il velo per la corrente Muratori, che calcia di prima intenzione infilando Gabellini nell'angolo alla sua sinistra per il quarto centro di stagione in altrettante gare. Il replay ci mostra la prodezza del Pipita giallo-blu, ma al 42esimo la rimonta è d'opera d'arte. Sgarbi la definirebbe la solita caprata, ma Stefanelli, che si mostra una montagna, difende con artiglia e piedi da guerriero il pallone in mezzo all'arda difesa del Mondaino, con Giuliani e Tenti che non riescono a sovrastare il nazionale sammarinese, che di forza e precisione batte Gabellini per il 2-1 finale. La festa è compiuta e ora, dopo il replay meritato, la corsa sotto la curva assieme a tutta la squadra ha tutto un altro sapore. E se i minuti finali erano stati fatali nella precedente partita con il Riccione, mai come questa volta sono stati di godimento assoluto per la formazione di Achille Fabri. Andrea, telecamere mentre dava il servizio, un bel attacco quello di Nova Feltria, Muratori e Stefanelli. Ti ha impressionato moltissimo Stefanelli, mi dicevi? Sì, 2 giocatori belli tosti. Infatti a noi ci hanno bucato 2 volte con la partita di domenica, 2 domeniche fa. Secondo me 2 fuori classe. Secondo te hai mezzi... Il campionato sono veramente degli elementi ottimi. Secondo te, dall'idea che ti sei fatto, in Nova Feltria insieme al Verrucchio possono arrivare fino in fondo a giocarsi le proprie carte? Insieme al tuo Riccione? Secondo me sì. Secondo me sono squadre che hanno la grinta, la voglia, hanno degli elementi da giocare, molti assi nella manica e poi ce la giochiamo, vediamo di giocarcela.
Victor, prima dicevi sempre mentre andavamo in onda il servizio, dimmi qualcosa in più perché può interessare sia a me che per quanto riguarda i nostri spettatori. Savio, mi dicevi che ha un attacco interessante. Un attacco molto molto forte, con D'Amico, Mancini, Casetti, Scortichini e posso dire anche mio cugino Filippi che è appena tornato dalle vacanze, che è tornato al gruppo di Mister Bonacci. È una squadra che secondo me ti devi preoccupare un po'. Continua ad stuzzicarvi voi due, dai, una pizzata ce la facciamo prima o poi, tutte e quattro, compreso anche lui che è la bestia nera. Certo, senza di lui non mi muovo. E lui è la capra, lui è la capra allora. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno, caro Stefano Papini, con le partite che riguardano da vicino: Roncofreddo Bellaria, Granata Bacchia Cesenatico, Mondaino Gatteo, Polisportiva Sala Vis Nova Fete, questo è un bel match, poi Real San Clemente Rivazzurra Miramare, Riccione Alta Valconca. Si può dire derby, Presidente? No. No, non è un derby, no, ok, quindi scontro normale. Santermete Verucchio invece trattasi di derby, qui Santermete ci aspettiamo appunto una reazione, caro Giacomo. Savio Calcio Athletic Poggio, allora Santermete che deve provare tutto per tutto a muovere la classifica. Ti aspetti che Pazzini sia confermato, che rimanga lì? Dimmi la tua. Sì, mi aspetto la conferma di Pazzini, ma mi aspettavo una reazione già da domenica scorsa, quindi da ieri, quindi penso che sia l'ultima spiaggia per domenica. Presidente, pian piano con questa, chiudendo il discorso della prima categoria, con questa squadra che sta venendo fuori dopo appunto 2 anni in prima categoria, state prendendo sempre più tifosi a Riccione, finalmente il riccionese vero si ricorda che hanno la squadra che è fallita dalla Serie D e ripartita eccetera eccetera dall'altra parte, diciamo, della città. Il tifoso si sta muovendo, diciamo, abbiamo sempre qualche persona in più a seguire le nostre partite. Poi sono tutti legati a quell'altra società della quale adesso non faccio il nome, che si dipinge in un'altra maniera, però giustamente campionati più alti e noi siamo ripartiti da zero. Adesso pian piano cresceremo, ecco. Magari il tifoso torna all'ovile. Victor prima ti diceva telecamere spente, lo porti in Serie C, Riccione, tu cosa gli hai risposto? Costa troppi soldi. Va bene, un passo alla volta, quindi anche la dirigenza è stata accontentata. Abbiamo messo il presidente di fronte alla prova della Serie C e avete avuto la risposta. Campionato di promozione marchigiana, siamo addirittura d'arrivo e poi chiudiamo la trasmissione con Gabicce, relativo servizio e intervista a cura del nostro Renzo Baldisseri. Cantiano Calcio Vigor Senigallia 0-0, Gabicce Gradara Osimo Stazione 1-1, Ilario Barbara Lorenzini Laurentina 2-1, Mondolfo Olimpia Marzocca 1-1, Osimana Anconitana 1-2, Valfoglia Veneranda 3-1, Villa Musone Filotranese 1-2, Villa San Martino Loreto 1-1. Andiamo a vedere la classifica. Dopo quest'ultima giornata l'Anconitana al comando a quota 9 punti, seguono poi a distanza Filotranese 7, Ilario Barbara Lorenzini 6, Gabicce Gradara, Osimo Stazione, Vigor Senigallia 5, Olimpia Marzocca, Osimana, Cantiano, Villa San Martino, Valfoglia 4, Mondolfo, Loreto 2, Laurentina, Veneranda 1, Villa Musone 0. Adesso rientriamo in studio perché è la volta di andare a vedere il servizio che riguarda da vicino la sfida giocata sabato pomeriggio tra Gabicce Gradara e Osimo Stazione. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Al Maggi di Gabicce va in scena una gara tra due squadre appaiate in classifica a quota 4 punti, una vittoria e un pareggio per ambedue le formazioni. Terna arbitrale affidata a Camoranesi della sezione di Macerata, coadiuvato da Domenella di Ancona e la signora Sara Silenzi San Benedetto del Tronto. Il match inizia subito in salita per i padroni di casa che al 18° la combinano grossa. Baierani recupera, appoggia la sfera all'indietro al portiere Celati, il quale stoppa il pallone di piatto allungandolo in avanti, ma lo sguardo non coglie l'arrivo di Mazzieri che dalla pace ed area di rigore sfrutta l'occasionissima.
portando in vantaggio l'Osimo Stazione. Il replay ci mostra la disattenzione di Celato e tuttavia si riscatterà alla grande nel proseguo del match. Al 23esimo, da una punizione di capitano Calvigioni, nasce il colpo di testa di Mazzieri con la sfera che termina fuori. Al 33esimo Brandoni, lanciato a rete, brucia in velocità Passari, ma sulla propria strada trova Celato a negargli la gioia del gol. In chiusura di tempo proteste per questo uscita di Celato che a giudizio avversario sarebbe al di fuori della propria area di rigore, non così per Camoranesi della sezione di Macerata. Papini nella ripresa mischia le carte, dal 4-3-3 si passa al 4-2-3-1. Il Gabice fa entrare da subito Simoncelli e Tardini, mentre dall'altra parte Mazzieri e Staffolani combinano ma non incidono. La risposta del Gabice Gradare è affidata a un superlativo Maggi. L'Under classe 2003 mette dinamismo ma non precisione, ma è un segnale. Dall'altra parte la bandierina all'Osimo Stazione sfiora il raddoppio, il tiro di Staffolani viene deviato sotto misura, brividi per la porta di Celato. Più della mezz'ora arriva il pareggio del Gabice Gradara. Passeri viene chiuso a sandwich in area di rigore tra due difensori. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dagli 11 metri si presenta gli occhi e si lascia ipnotizzare il tiro da Piccione. Sulla ribattuta Bastianoni non perdona e trova il pareggio, ma soprattutto la seconda rete in campionato che bissa quella realizzata la prima giornata contro l'Olimpia Marzocca. 60 secondi più tardi perde le staffe il capitano Calvigioni, espulso per doppia munizione, e Osimo Stazione costretto a giocare il finale in 10 unità. Al 37esimo, da un'azione prolungata, arriva il traversone di Bastianoni, deviato di testa sotto misura dal capitano Sabatini, in bocca però al portiere Piccione. Al 39esimo, l'ultima occasione del match, dalla distanza prova a impensierire la porta dell'estremo ospite Simoncelli, il cui tiro viene alzato dal portiere in calcio d'angolo. Termina qui una gara equilibrata, giocata con molto agonismo, caratterizzata da due episodi, o meglio due errori dai quali sono nati i gol di un X che non accontenta nessuna delle due compagini. L'Osimo ha accarezzato più di un tempo la possibilità di cogliere il successo esterno, mentre Gabice ha sfiorato l'impresa venendo fuori alla distanza. Sì, Bastianoni, ancora una volta Bastianoni, secondo centro in stagione per lui, una partita dai due volti, più l'Osimo nel primo tempo, meglio il Gabice nella ripresa, che nel finale non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Adesso, proprio grazie anche alla collaborazione del nostro Renzo Baldisseri, andiamo a sentire le interviste a fine gara. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Mister, un pareggio sofferto? Pareggio sofferto, sì, perché loro avevo delle notizie su di loro e si sono praticamente rivelati per quello che mi hanno detto. Squadra esperta, sgorbutica, non ti ha fatto giocare, ha spezzato sistematicamente il ritmo, ti ha allungato continuamente queste palle lunghe. Noi non siamo riusciti a trovare la possibilità di manovrare, di giocare, abbiamo faticato molto e purtroppo c'è stato l'infortunio di Celato, se no non credo che abbiano fatto azioni da metterci in difficoltà. Noi qualcosa di più abbiamo fatto, soprattutto nel secondo tempo, quando ci siamo messi a giocare in modo diverso, quando abbiamo giocato a due a centrocampo, poi abbiamo alzato i tre attaccanti più l'altro attaccante, quindi 4-2-3-1, abbiamo creato molte più difficoltà a loro. Però di buono c'è il pareggio e quindi l'abbiamo recuperato anche oggi, quindi vuol dire che se vai sotto non ti abbatti, ma mi sembra di essere venuto fuori nel secondo tempo e anche in modo non pulito, non bello col palleggio, però insomma hai recuperato una partita sicuramente non facile. Ultima mia domanda, un'analisi sulle prime tre partite, soddisfatti di questi 5 punti? Soddisfatto sì, perché ancora non c'è stata nessuna sconfitta, su una partita in casa abbiamo fatto benissimo, due abbiamo vinto nettamente, le altre due così, quindi chissà contento o mediocre, quindi dobbiamo cercare di lavorare molto e di migliorare, insomma, quindi diciamo che non siamo soddisfatti. Sono con il capitano Sabatini, cosa ha mancato oggi alla sua squadra per fare i 3 punti? Mancato il gol del 2-1 per fare i 3 punti. No dai, abbiamo fatto non un buon primo tempo, dove abbiamo forse subito un po' troppo la fisicità della squadra avversaria. Sapevamo che comunque era una squadra rognosa, tosta, come lo sono del resto anche le squadre del girone. E invece nel secondo tempo siamo venuti fuori molto meglio, abbiamo giocato palla, anche davanti siamo riusciti a tenerla meglio, e è arrivato il gol, il pareggio su rigore.
e purtroppo non abbiamo trovato il gol del 2-1, però anche oggi prendiamo il lato positivo che siamo riusciti a rimontare contro un'ottima squadra. Ebbene, siamo addirittura da Rio, vi ricordo l'appuntamento di giovedì sera con il settore giovanile, fase di crescita alle ore 20:30, riservato questa settimana all'Igea Marina. Facciamo gli auguri a Delia Foschi, li volete fare? Sì, auguri di pronta guarigione a Elia. Salutiamo il nostro Giacomo Alpini che ritroveremo tra poco in Sport Up, tutto su Rimini Calcio, quindi rimanete con noi, grazie Giacomo. Grazie a te, ciao a tutti. Salutiamo il presidentissimo che ci ha promesso un super contrattone per il prossimo anno con Sgarbi, Victor Endoca e soprattutto Giacomo Alpini, Andrea Morelli. Buonasera a tutti, grazie mille. E grazie per la tua simpatia, grazie Andrea. E infine salutiamo l'amico confermatissimo da Sgarbi, abbiamo fatto l'appello questa sera, prossimamente negli studi Mediaset, Victor Endoca, attaccante del Cervia. Grazie a voi, grazie. Bene, tra poco tutto su Rimini Calcio e Sport Up, grazie da Daniele Manuelli.